Conoscenza e talento, le doti di Adriano Scandellari che lo hanno reso un ottimo professionista. La figura dell'ingegnere padovano, vittima della tragedia della centrale di Bargi avvenuta nell'aprile del 2024, è stata ricordata all'Università di Padova, nell'Ateneo che lo ha visto studente brillante. Scandellari era dipendente Enel e così Enel Green Power Italia ha deciso, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria, di erogare 2 premi di laurea in memoria dell'ingegnere vittima del lavoro. Qui abbiamo voluto ricordare la sua memoria, soprattutto oltre alla persona, l'amico, il collega, una grande professionista che amava non solo approfondire, conoscere i dettagli, studiare con estrema attenzione tutte le problematiche del lavoro, ma anche condividere questo sapere con le generazioni più giovani. E quindi in omaggio al suo stile abbiamo voluto istituire questi 2 premi di laurea per dare questo messaggio ai giovani che si continueranno a formare in questa università. Ad essere premiati 2 laureandi scelti da una commissione che ha visionato 13 tesi che hanno partecipato e che hanno ricevuto il premio dalle figlie e dalla moglie di Adriano Scandellari, che hanno partecipato commosse alla consegna nell'archivio antico del Bo. L'ingegner Scandellari sarà laureato a Padova nel 1991 in ingegneria elettronica, nello stesso periodo dell'attuale direttore di dipartimento Gaudenzio Meneghesso. Queste borse di studio che danno un segnale veramente forte, sia per ricordare Adriano, ma anche per ricordare la grande importanza di interazione che c'è tra l'Università di Padova ed Enel, che può essere rafforzata sicuramente. Ricordiamo che le tematiche di sviluppo industriale di Enel sono fortemente interlacciate con i dipartimenti di ingegneria dell'informazione, che è il mio dipartimento, ma anche il dipartimento gemello ingegneria industriale.